È un quadro di sostanziale stagnazione quello che emerge dal rapporto di Bankitalia sull'andamento dell'economia in Friuli Venezia Giulia, che nei primi 6 mesi dell'anno risulta ulteriormente indebolita. A fronte di una lieve crescita a livello nazionale, il PIL regionale ha rallentato a causa di un quadro internazionale debole, ha spiegato il direttore della sede di Trieste, Marco Martella. La dinamica positiva nei servizi e nelle costruzioni si è contrapposta alla flessione nell'industria, a eccezione dell'agroalimentare e della cantieristica navale. Secondo le stime di Bankitalia, la manifattura in regione ha risentito del calo delle vendite, in particolare di quelle estere, ma anche della flessione della domanda interna. Sempre nei primi 6 mesi, al calo del fatturato del commercio al dettaglio si è contrapposto il positivo andamento del turismo. Il sistema portuale tra Trieste e Monfalcone ha registrato un aumento dei volumi di attività pari al 4,9%, anche se sono in calo i traffici ro-ro meno 3,6% e container meno 7,1%. Stabile la spesa per gli investimenti delle imprese, mentre continuano a crescere le costruzioni, seppure in rallentamento rispetto all'anno scorso. Gli effetti negativi della fine del superbonus sono stati mitigati dalle misure previste dal PNRR, che hanno spinto in particolare gli investimenti pubblici, mentre le compravendite di abitazioni sono lievemente diminuite. Il mercato del lavoro, infine, presenta ancora dinamiche positive, con una crescita dell'occupazione dell'1,4% nei primi 6 mesi. Il saldo tra nuovi ingressi e cessazioni è ancora positivo, ma in calo rispetto al 2023, mentre la richiesta di cassa integrazione è salita del 14%.